A questo studio ovviamente sta lavorando l'epidemiologo insieme a chi fa le schede di morte, quindi fa l'analisi delle schede di morte, e un clinico, un paio di clinici che riescono a capire ovviamente dalle cartelle cliniche, dalle SDO, che sarebbero appunto quelle che vengono analizzate, se effettivamente è una morte da attribuire solo al Covid oppure se è da attribuire al Covid ma da attribuire ad altre patologie con il Covid. L'equipe voluta dal direttore generale è già al lavoro con l'obiettivo di chiarire una volta per tutte il dilemma che attanaglia lo stesso mondo sanitario non solo veneto-italiano ma internazionale, una questione sia statistica che di sostanza, quella della contabilizzazione dei decessi Covid che nella Marca dall'inizio della pandemia hanno ormai raggiunto quota 500. Il tema quindi è capire quanto e come la compresenza di patologie pregresse influisca sul decorso della malattia. A prescindere da quello che viene poi definito ovviamente a livello nazionale, noi volevamo fare proprio una nostra valutazione interna per capire quante persone hanno più patologie, pluripatologie, e che naturalmente poi il Covid diventa la miccia scatenante. Lo stesso Benazzi ha una sua idea sulla percentuale di chi può essere deceduto esclusivamente a causa del virus. Io spero che siano veramente pochi, un 15, 20, un 30%, adesso così vado veramente in modo spanometrico, per cui quando avremo lo studio poi sarà mia cura ovviamente fare presente e dire il dato certo. Ma un conto è la contabilità dei decessi, un altro lo stress evidente sulle strutture sanitarie con una media di ricoveri in area non critica che negli ospedali della Marca si aggira sui 400-450, una pressione che porta all'apertura dei nuovi spazi a Valdobbiadene. Apriamo giovedì il Guicciardini è pronto, ovviamente è un ospedale a tutti gli effetti oggi, c'è l'ossigeno, c'è l'arredo, ci sono i letti, abbiamo la potenzialità di 30 più 30 posti letto, quindi andremo un po' a sgravare soprattutto l'ospedale di Montebelluna, che oggi è quello che ha maggiore sofferenza. Sul fronte della diagnostica c'è poi un altro obiettivo. Vorremmo portare, perché è importante, il Covid point di Casier e quello di Castelfranco fino alle ore 19.